Precipitati, schiacciati o stritolati dai nastri trasportatori. Quello di Loris Costantini è soltanto l'ultimo nome di una mattanza terribile che all'ex Ilva di Taranto ha contato 11 vittime in 14 anni. Dal 2012, anno in cui l'area a caldo della fabbrica tarantina fu posta sotto sequestro dalla magistratura, le vite spezzate degli operai hanno scandito il macabro passare del tempo. Qualche mese dopo lo stop disposto dal GIP Patriziano Todisco, il 30 ottobre 2012 il 29enne Claudio Marsella muore schiacciato tra due locomotori durante le operazioni di aggancio nel reparto MOF. Il 28 novembre, meno di un mese dopo, un uragano si abbatte su Taranto e Francesco Zaccaria, che era nella cabina della gru al molo gestito dall'Ilva per scaricare le materie prime da una nave attraccata in banchina, precipita in mare e nessuno gli ordina di scendere e quindi muore annegato. Aveva anche lui 29 anni. I due omicidi colposi sono confluiti nel maxi processo ambiente svenduto che, come è noto, dopo l'annullamento della sentenza di primo grado, ora pende dinanzi al Tribunale di Potenza. Ciro Moccia, invece, di anni ne aveva 42, è morto il 28 febbraio 2013 in un incidente durante i lavori di manutenzione nel reparto cocherie. Il processo ha portato alle condanne dei vertici di una ditta dell'indotto, ma ha scagionato tutti i dirigenti dell'ex Ilva inizialmente coinvolti nell'inchiesta. Angelo Iodici ha perso la vita in un altro incidente il 4 settembre 2014. Era originario di Caserta, operaio di una ditta dell'appalto impegnato in attività di manutenzione nell'Acciaieria 1. Nei giorni precedenti si era verificato uno sversamento di ghisa e lui era impegnato in quelle lavorazioni quando fu travolto sui binari da un mezzo meccanico guidato da un altro operaio. L'unico responsabile per la morte bianca è stato un dirigente di un'azienda dell'indotto. L'8 giugno 2015 invece una fiammata nell'altoforno 2 ha investito in pieno, causando ustioni del 90% del corpo ad Alessandro Morricella, 35 anni, è deceduto alcuni giorni dopo. Il processo di primo grado ha portato alla condanna di 3 dirigenti dell'ex Ilva e ora sta per partire il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello. Qualche mese dopo, il 6 gennaio 2016, un altro incidente ha spezzato la vita, ma quella di Cosimo Martucci, 49 anni, dipendente della ditta dell'appalto, travolto e ucciso da un grosso tubo d'acciaio durante le fasi di scarico di pezzi di carpenteria metallica della nuova condotta per l'aspirazione di fumi e polveri. Dopo la sentenza di primo grado, il processo per fare luce sulla sua morte è ora dinanzi alla Corte d'Appello. Anche Giacomo Campo lavorava nell'indotto, è stato vittima di un incidente il 17 settembre 2016, schiacciato all'interno di un nastro trasportatore. Il procedimento penale è ancora in corso in primo grado dinanzi al Tribunale. A maggio 2018 invece l'appalto conta un'altra vittima. Un incidente al porto costa la vita ad Angelo Fuggiano, 28 anni. Un cavo salta durante le fasi di ancoraggio al molo e lo travolge. Anche per lui è in corso il processo di primo grado. Sempre lì al porto un'altra vittima è Cosimo Massaro. Un nuovo tornado a luglio 2019 si abbatte su Taranto e trascina in mare una gru. Il 38enne perde la vita in un incidente fin troppo simile a quello che ha ucciso Francesco Zaccaria. Nemmeno per Massaro è ancora giunta una sentenza di primo grado. Il 12 gennaio scorso, infine, è toccato a Claudio Salamida, operaio di 47 anni precipitato per 7 metri nel reparto di Acciaieria 2 a causa di una pavimentazione con una griglia di ferro che copriva il buco su una passerella non fissata. L'indagine della procura è ancora in corso. Ora una nuova indagine per omicidio colposo cercherà di fare luce sulla morte di Loris Costantino. Intanto però, come detto, dal 2012 i morti all'interno della fabbrica strategica per lo Stato italiano sono ben 11.